inizia con le selezioni, siamo praticamente quasi arrivati alla manifestazione, quindi l'emozione comincia a farsi sentire di più, perché ormai mancano pochi giorni e niente. Vediamo la Candelora che sarà un bel colpo di emozione e poi siamo arrivati. Per Oristano la Sardegna è tutto, perché è una manifestazione che ormai esiste da più di 500 anni, quindi per Oristano è la cosa principale. Poi per quanto riguarda il mio ruolo quest'anno è sicuramente una cosa indescrivibile, perché è un sogno che ho da bambino e oggi ricoprire questo ruolo è come un sogno che si realizza, quindi l'emozione è troppo. Mi auguro che vada tutto bene, la prima cosa che auguro è che non piova, perché ormai sono 4 anni che il tempo non è dalla nostra parte, quindi speriamo che il tempo ci assista, poi per il resto ce la metteremo tutti e cercheremo di fare una bella fine.